una festa di compleanno a Carbonera, rubano gioielli e regali e scappano sparando colpi con la scacciacani. 3 giovanissimi arrestati e un quarto denunciato dai carabinieri. L'Università Ca' Foscari ha sottoscritto un contratto d'affitto con Fondazione Cassamarca della durata di 12 anni per l'utilizzo degli spazi dell'ex distretto militare di Treviso. Lotta al Covid, impennata di trattamenti con anticorpi monoclonali in Veneto, seconda regione d'Italia su questo fronte con un'altissima percentuale di guariti senza ospedalizzazione. Il sindaco di Fara di Soligo scrive una lettera alle aziende del suo comune, soprattutto agricole, segnalate l'arrivo di lavoratori provenienti dai paesi a rischio. Il vescovo di Vittorio Veneto attaccato pesantemente sui social dopo la lettera contro la monocultura del prosecco e i pesticidi. Me l'aspettavo, racconta, ma certe reazioni scomposte sono frutto di una società incattivita. Tutta la città nel pomeriggio a Treviso per i funerali dello storico imprenditore Fabio Biasuzzi, in prima fila il governatore Zaia e il sindaco Conte. Il ricordo dall'altare era un uomo fatto di tanti gesti generosi. Le elezioni amministrative, la lotta al Covid, la scuola ormai alle porte, la ripresa economica, lo scontro politico. Da stasera alle 21:15 torna l'attualità di Ring. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque questi titoli, ma subito apriamo con una notizia di cronaca che riguarda una tragedia avvenuta nel pomeriggio a Tramonti di Sopra. Siamo in Friuli Venezia Giulia, dove una donna di 59 anni di Spresiano è morta dopo essere scivolata nell'unico punto pericoloso del sentiero 938 che dalle Pozze Smeraldine sale verso il lago del Ciul. Ha perso velocità imboccando un canalino roccioso che l'ha fatta cadere per circa 25 metri fino al letto delle Pozze, perdendo la vita. Purtroppo con lei il figlio anche, c'era il figlio che si è precipitato sotto shock da lei e poi è sceso lungo il torrente per cercare un'area che avesse campo sufficiente per chiamare i soccorsi che sono poi arrivati e purtroppo però non c'è stato altro da fare che constatare il decesso della donna di 59 anni, dicevamo, di Spresiano. Quindi questa ennesima tragedia in montagna che questa volta riguarda una donna di 59 anni di Spresiano, la tragedia avvenuta appunto a Tramonti di Sopra. Adesso due notizie, due vicende che riguardano dei ragazzini, anzi 3, lo scopriremo fra poco, che riguardano dei ragazzini. La prima, la più grave, è quella avvenuta a Carbonera nel weekend, una festa di compleanno nel caos, anche con degli spari da delle scacciacani, protagonisti dei giovanissimi che sono stati arrestati dai carabinieri. Avevano scelto una festa di compleanno in una casa di Carbonera per mettere a segno il loro colpo, ma non avevano fatto i conti con i carabinieri che nella notte tra sabato e domenica li hanno bloccati nei pressi della stazione di Treviso. I militari durante un normale controllo hanno notato 4 giovani tra i 18 e i 19 anni aggirarsi intorno ad uno scooter. Quando si sono avvicinati, i ragazzi hanno tentato la fuga gettando in un canale le chiavi del mezzo. Lo scooter era stato rubato 2 mesi fa al padre di uno dei giovani che è stato arrestato. Un successivo controllo ha permesso ai militari di trovare nel sottosella del ciclomotore diversi oggetti. Sono stati rinvenuti degli oggetti e degli abiti che erano stati rubati poco prima nel corso di una festa privata a Carbonera. C'era una macchina fotografica digitale, una collana, un bracciale, c'erano anche una felpa e un giubbotto che 2 di loro indossavano durante il controllo. Parte della refurtiva, del valore complessivo di circa €1.000.000, altro non era che regali fatti ai 2 festeggiati dagli invitati al ricevimento, al quale il gruppetto aveva preso parte pur non essendo invitato. Si sono imbucati, dopodiché sono stati mandati via e con una pistola scacciacani che poi è stata rinvenuta insieme a altre 2 giocattolo, insieme alla refurtiva, hanno esploso un colpo in aria per poi allontanarsi in 3 sullo scooter. Un 18enne di origini ivoriane residente nel Trevigiano, un suo coetaneo e un 19enne entrambi di origini marocchine e residente nel Padovano, tutti e 3 cittadini italiani, sono stati arrestati e successivamente rimessi in libertà in attesa del proseguo delle indagini, mentre un 18enne di origini marocchine è stato denunciato a piede libero. I reati contestati ai 4 sono furto aggravato e ricettazione. E sempre nella notte tra sabato e domenica 3 ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono rimasti coinvolti in un locale di San Fiori in una violenta discussione per futili motivi con un gruppo di ragazzi di cui non si conosce ancora l'identità. Sono stati aggrediti riportando alcune ferite con una prognosi di qualche giorno. Questa mattina i genitori dei 3 ragazzi hanno presentato la denuncia alla stazione dei carabinieri di Susegana, che ora sono al lavoro per identificare i responsabili. Infine 5 minorenni di Velago che nei giorni scorsi avevano imbrattato le pareti
pareti della scuola media con scritte e vernice spray, l'abbiamo raccontato proprio sabato, hanno raccolto la proposta lanciata 2 giorni fa dal sindaco Cristina Andretta e dalla dirigente scolastica Monica Facchini di costituirsi entro 48 ore per evitare una formale denuncia ai carabinieri. I ragazzi, già identificati dalle videocamere di sorveglianza, si sono presentati in municipio con i genitori, hanno riconosciuto le loro responsabilità e hanno accettato di ripulire dalle erbacce i passaggi pedonali che conducono alla scuola. Il gesto di scrivere sulle pareti della scuola è stato deplorevole, ha rilevato il sindaco Andretta, ma ci vuole coraggio anche per ammettere i propri errori e questo è l'aspetto riuscito, l'aspetto positivo uscito oggi. Quindi di queste 3 notizie, insomma, la più positiva è certamente quest'ultima, con i ragazzini che si sono presentati in municipio per autodenunciarsi del vandalismo. Adesso torniamo a parlare di Ca' Foscari a Treviso, con l'importante accordo sottoscritto con Fondazione Cassamarca. L'Università Ca' Foscari e Fondazione Cassamarca hanno stipulato un contratto di locazione in virtù del quale per 6 anni, rinnovabili per altri 6 in via automatica, l'università stessa occuperà il compendio immobiliare che tutti conoscono come ex distretto. 200.000 euro l'anno, il canone pattuito, uno sforzo economico che dimostra come Ca' Foscari sia determinata a mantenere la sua presenza a Treviso. Che già assicuravamo con un comodato completamente gratuito relativo all'immobile detto ex dogana che sta nel San Leonardo. Treviso dunque sempre più città universitaria. Un accordo importantissimo che garantisce la presenza e lo sviluppo del progetto universitario a Treviso, in particolare con un ateneo di grandissimo prestigio quale è l'Università di Ca' Foscari. La missione universitaria è da tempo nelle corde di Fondazione Cassamarca, che in 20 anni, sottolinea il Presidente, ha erogato a favore del progetto 200 milioni di euro. È un servizio che la Fondazione Cassamarca ritiene di dover assicurare alla comunità trevigiana, alla città e non solo. Intanto proprio l'Università Ca' Foscari è la prima a riaprire le aule dopo la pausa estiva nelle sedi del Centro Storico di Venezia e a Palazzo San Paolo a Treviso. E primo giorno di lezioni con il Green Pass. L'Ateneo ha organizzato l'ingresso dei controlli a campione tra gli universitari. E allora rivediamo, l'abbiamo visto già all'inizio del nostro telegiornale nella fascia, ma lo rivediamo in schermo completo, quello che è il sondaggio già lanciato durante l'edizione straordinaria e ripetuto anche nei telegiornali precedenti di Padova e di Venezia. Stiamo parlando del reddito di cittadinanza, il dibattito che si è creato in queste settimane, in questi mesi, ma ancora più infervorato dopo le parole polemiche, la definizione polemica di metadone da parte di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Un dibattito forte anche all'interno della stessa maggioranza. E allora vi chiediamo, reddito di cittadinanza, eliminarlo? Allora, se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691. Se per voi invece non va eliminato il reddito di cittadinanza, 0422 162 6690, come sempre e come ricordiamo ogni volta, la chiamata è gratuita, lo vedete scritto in sovraimpressione, e se trovate il numero occupato non vi dovete preoccupare, perché nel momento stesso in cui scegliete una delle 2 opzioni il vostro voto, chiamiamolo così, viene registrato. E quindi continuate ancora a chiamarci, tantissime le chiamate finora, e poi il risultato, l'esito di questo sondaggio questa sera a Ring. E poi la lotta al Covid con l'arma in più degli anticorpi monoclonali. Non siamo davanti a una curva che sta flettendo e quindi a una remissione dell'infezione, questo poco ma sicuro. Il contagio c'è, i ricoveri anche, le previsioni si confermano, la variante Delta si può gestire e si sta gestendo, ma l'estrema variabilità delle soglie di pazienti nelle terapie intensive del Veneto costringe a restare estremamente vigili. Comportamenti e vaccini, le armi di sempre, ma il Covid si può battere anche con gli anticorpi monoclonali. La lotta su questo fronte va avanti e vede un'impennata di trattamenti nell'ultima settimana, 109, con un obiettivo. Il target per noi, secondo i nostri calcoli, dovrebbe essere di 220 pazienti alla settimana. Un'accelerazione dovuta anche al recente via libera di AIFA all'uso dei monoclonali non solo per i pazienti con fattori di rischio particolari, ma per tutti i positivi. Dati alla mano, degli 8.434 trattamenti effettuati finora in Italia, 1.167 riguardano il Veneto, seconda regione a livello nazionale.
Finora si rilevano 738 casi chiusi, cioè persone guarite. L'89% non ha avuto bisogno di ricovero. Un farmaco ben tollerato, le reazioni sono state soltanto il 3% e molto lievi. Cruciale la spinta della Regione per il forte coinvolgimento dei medici di base che individuano i pazienti candidati al trattamento. La segnalazione del medico entra in un portale, viene registrata in uno degli 11 centri specializzati in Veneto. Infine c'è la somministrazione del farmaco, fatta in ambulatorio ospedaliero in un paio d'ore. Un'arma in più, oltre alla vaccinazione, sulla quale Zaia invoca ancora una volta un intervento forte del governo in tema di comunicazione, perché nel 20% dei veneti ancora senza immunizzazione, al di là dei Novax irriducibili, le anime sono diverse, una in particolare. Chi ha paura di vaccinarsi? E la paura è un sentimento umano che va rispettato, ma la paura va anche informata. Cioè, siamo davanti a un governo che non sta informando i propri cittadini. Quindi io penso che la pubblicità progresso istituzionale, ma non di dire vai a vaccinarti, spiegare che cos'è il vaccino, poi ognuno in un ambito di volontarietà decide cosa fare. I 5 punti di proposta al Premier su vaccini e Green Pass stilati dalla Lega sabato nella videoconferenza tra Salvini e il governatore del Carroccio sono nero su bianco le stesse proposte che aveva già avanzato Zaia. Insomma, senza troppi giri di parole, ha vinto la sua linea, in attesa della cabina di regia di giovedì, anche sul fronte degli uffici pubblici come quelli della Regione. Staremo a vedere, certo è che se ci sarà un provvedimento noi lo faremo rispettare. E il dibattito coinvolge anche la scuola. Al di là di docenti e personale scolastico, ipotizzabile a breve termine un Green Pass anche per studenti di scuole medie e superiori? Per Zaia no. Prevedere un Green Pass per andare a scuola vuol dire venire meno all'obbligo scolastico e alla volontarietà vaccinale, se prendiamo il caso estremo di uno che non si è vaccinato, no? Quindi ho l'impressione che sia molto articolata anche dal punto di vista giuridico da sostenere una cosa del genere, perché siamo davanti a un obbligo scolastico che non prevede l'obbligo della vaccinazione, ma la volontarietà della vaccinazione. Intanto preoccupano nella Marca, preoccupa l'aumento di casi di positività tra cittadini che rientrano in Italia dopo aver trascorso le vacanze nei loro paesi d'origine, i cosiddetti focolai di rientro, soprattutto il focolaio balcanico. E così il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencina, ha scritto una lettera a tutti i titolari delle aziende distribuite nel suo comune, soprattutto quelle agricole che impiegano in questo periodo personale stagionale, invitandoli a informare i propri dipendenti del rientro dai paesi ritenuti da ordinanza del Ministero della Salute a rischio per la diffusione del virus, a rispettare una quarantena di 5 giorni effettuando al termine il tampone. Inoltre il primo cittadino ha chiesto ai titolari delle aziende di segnalare in questura o in comune l'arrivo di lavoratori provenienti da quei paesi in modo da monitorare ed arginare la circolazione del virus. Quindi insomma una lettera per dire alle aziende: aiutateci a arginare il virus e quindi a circoscrivere gli eventuali focolai. Domani intanto, a proposito di Green Pass, come sapete ci sarà la cabina di regia giovedì a Roma per l'estensione del Green Pass anche in azienda, negli uffici pubblici, con tempi e modalità da definire. Domani sarà un mese dall'introduzione del Green Pass, dall'inizio del Green Pass. Ebbene, come sapete ormai nei locali si utilizza, i primi bilanci, insomma dopo i contrasti sono stati buoni da parte dei titolari, dei gestori, insomma dei ristoranti e dei bar, però adesso c'è da affrontare probabilmente il momento più difficile, quando arriverà l'inverno, quando arriverà l'autunno e quindi con le temperature più basse. Quindi molti ristoranti e bar si preparano ad affrontare questa stagione con piatti attici riscaldati oppure soltanto il servizio da asporto. Ristoranti e bar si preparano alla stagione invernale, perché se è vero che il Green Pass è obbligatorio all'interno di queste attività da un mese e che al momento grosse criticità non si sono registrate, è altrettanto vero che al momento con la stagione estiva molti clienti sono stati accolti all'esterno dei locali. Il vero banco di prova sarà proprio la stagione fredda. Secondo le stime di Veneto Imprese Unite, un 15-20% di esercenti non sarà in grado dal punto di vista del personale o non avrà l'intenzione di controllare il Green Pass, e per questo sta cercando alternative. Stiamo in questi giorni completando delle analisi con i vari comuni per capire esattamente quante aziende hanno potuto usufruire di piatti attici nei mesi estivi, quanti hanno fatto richiesta anche durante l'inverno, per capire un attimo quale sarà il trend del prossimo ottobre. E iniziamo già a ricevere segnalazioni, mail da parte di alcuni locali
che avendo solamente appunto posto all'interno stanno valutando di affrontare l'inverno solamente da asporto. Alla base di queste decisioni l'onere di dover controllare per ogni cliente l'autenticità del certificato verde. Per evitare sicuramente di dover avere la responsabilità del controllo, che diventa però anche un onere dal punto di vista di impegno di forza lavoro. Segnali preoccupanti arrivano anche dal mondo delle palestre e delle piscine. Adesso qua a settembre con le iscrizioni nelle palestre, nelle piscine. Purtroppo soprattutto queste strutture sono frequentate da giovani e in questo momento molti giovani non hanno il Green Pass. Veneto Imprese Unite si affida ora all'emendamento di modifica del Green Pass in discussione in questi giorni in Parlamento. Diventa quindi appunto fondamentale per noi toglierci l'onere del controllo, già così si potrebbe migliorare un po' la situazione e riuscire ad avere un'autocertificazione praticamente da parte del cliente dove dice che è possessore di Green Pass e si assume la responsabilità qualora non ce l'avesse. Cambiamo argomento, la polemica di questo weekend che coinvolge anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Pizziolo, attaccato sui social pesantemente dopo la sua lettera nella quale in un passaggio parlava della monocultura da prosecco e dei pesticidi. Sentiamo oggi le sue parole. Francamente devo essere sincero che quando abbiamo messo in cantiere questa lettera e quando l'ho firmata sapevo che qualcosa di simile avrebbe provocato. Si aspettava le reazioni Monsignor Pizziolo dopo la lettera consegnata alla diocesi per il mese del creato, nella quale in un passaggio faceva riferimento all'uso dei pesticidi e alla monocoltura del prosecco. Consapevole dunque, spiega il vescovo di Vittorio Veneto, di aver toccato un nervo scoperto, ma sorpreso dagli insulti piovuti sui social da chi, dice, probabilmente non ha nemmeno letto la mia lettera. La scompostezza nasce da quell'incattivimento della nostra società. Sentiamo forte nel nostro territorio il richiamo al rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, spesso minacciati dall'abuso dei cosiddetti pesticidi. Come pure sento urgente richiamare l'attenzione sul tema della preservazione della biodiversità in un'area in cui la monocultura rappresenta un limite di cui tenere conto. È un passaggio della lettera del vescovo che chiarisce. Assolutamente no a dire guai a chi coltiva il prosecco, no, assolutamente no, ognuno ha il diritto di coltivarlo. Il problema è quello di osservare le regole e di mantenere la misura giusta anche in queste cose. È il Consorzio Tutela del Prosecco DOC a replicare alle parole di Monsignor Pizziolo. C'è un richiamo forte all'attenzione, un'attenzione che noi ormai abbiamo sposato da tempo con azioni molto pratiche. Noi abbiamo favorito la piantumazione di 76 ettari di boschi e siepi. Noi per primi in Italia avevamo cercato di introdurre una limitazione all'uso di alcune sostanze chimiche e noi stiamo portando avanti dei progetti che ci consentiranno in qualche modo di autoregolare il nostro sistema produttivo. Il prosecco oggi è un'opportunità e vuole essere sempre più un'opportunità per il territorio e quindi c'è realmente lo spazio per tutti. Noi siamo disposti a dialogare. Ed ora le elezioni e il caso di Oderzo delle liste civiche non ammesse. Abbiamo raccontato già ieri le prime reazioni, oggi gli aggiornamenti. Io sono entrato in municipio insieme a un'altra persona, depositando tutta la documentazione, verificando nomi e cognomi, firme e quant'altro, e alla fine ci è stata rilasciata una ricevuta dall'amministrazione dove c'era scritto che tutta la documentazione era a posto. È su questa ricevuta che Michele Sarri punta per la riammissione della sua lista nelle prossime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Oderzo. Dopo l'atmosfera incandescente di sabato sera, questa mattina non c'era ancora la notifica dell'annullamento della sua lista come di quella del candidato Marco Durosian e della terza di Tino Alescio nell'albo pretorio. Notifica peraltro presente sul sito del comune che ha messo in moto tutta la macchina dei ricorsi. Gli avvocati stanno prendendo in mano le carte, proseguendo con tutto l'iter e aspettiamo l'esito fiduciosi.
Iter che le tre liste hanno deciso di affrontare assieme dopo l'esclusione da parte della prefettura a seguito dell'evidenza delle firme raccolte in 2 fogli distinti e senza alcun timbro o segno che garantisse la legalità della procedura. Anche qui i ricorrenti obiettano che i moduli scaricati dal Ministero non specificano che debbano essere un unico foglio o 2 ma con timbro di partito o movimento, ma che anzi permettono di stamparli distinti. Un errore fatale che hanno fatto ad Oderzo ma anche a Pordenone in questa tornata elettorale, ma che è già capitato a Vedelago con le liste di Paolo Quaggiotto e di Diego Bergamin e a Treviso per Vittorio Zanini e Fratelli d'Italia, tutti nel 2013. Ecco perché dagli esclusi, al di là del ricorso, parte un appello ai parlamentari del territorio e al presidente Luca Zaia. La gente è stanca, la politica, non possiamo lamentarci se poi i partiti e la politica falliscono. Ci vuole il coraggio di chi governa nel modificare questo sistema burocratico che fa letteralmente schifo. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta e ripartiamo da Treviso città, una città che oggi ha dato l'addio allo storico imprenditore Fabio Biasuzzi. Affidiamo al Signore la vita di Fabio, perché sappiamo che il suo uomo interiore che si è costruito con quei gesti, anche i più piccoli di bene, quell'uomo interiore ora diventa pieno, eterno nell'amore di Cristo risorto. Con queste parole Don Paolo Pigozzo ha raccontato la vita di Fabio Biasuzzi, una vita fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani in tutti i campi dove ha operato. Dall'attività estrattiva a quella immobiliare, da quella turistica a quella agricola, fino ad arrivare alla grande passione per i cavalli che condivideva con il governatore del Veneto. E Luca Zaia era in prima fila a salutare chi ha fatto crescere l'ippica nel nord-est, mentre il sindaco di Treviso Mario Conte testimoniava la vicinanza di tutta una comunità per un uomo e una famiglia che ha internazionalizzato il Sant'Artemio e ha portato la trevigianità in tutto il mondo. Tanti i volti noti presenti all'estremo saluto, dai colleghi cavatori Remo Mosole e Roberto Grigolin, all'industriale Nicola Tognana, dal ristoratore Celeste Tonon al giudice Carlo Nordio e all'avvocato Piero Barolo. Presenti anche i volti della politica cittadina come gli ex assessori Paolo Camolei e Fulvio Zugno o l'ex presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi. Stretti nel contegno del dolore il fratello gemello Mauro, la mamma Gina, la moglie Laura, i figli Beatrice, Caterina e Giuseppe, che hanno seguito Fabio nel lungo calvario della malattia. Sull'altare tanti fiori, testimonianze di dipendenti, collaboratori o semplici amici, mentre sul cuscino di rose rosse sopra la bara la famiglia ha voluto testimoniare l'altra grande passione che Fabio ha coltivato fino all'ultimo, quella per il suo Milan. Torniamo a parlare della piaga degli incidenti stradali, abbiamo raccontati tante tragedie purtroppo in queste settimane, 31 le vittime da giugno ad oggi. L'ACI di Treviso ribadisce, oltre alla patente servono corsi di guida sicura e bisogna regolamentare l'uso dei monopattini elettrici attraverso un patentino per chi lo guida. Se l'effetto Covid aveva diminuito drasticamente gli incidenti stradali, il fenomeno nella seconda metà del 2021 è tornato a crescere. Le statistiche dicono che la causa principale risieda nella distrazione. Non bastano i corsi per prendere la patente, sostiene l'ACI Trevigiana, che, ferma restando l'impossibilità di contare sulla sicurezza tout court nella guida, ribadisce la necessità, specie tra i giovani, di approcciarsi alla guida in maniera consapevole del mezzo e dei propri limiti. Abbiamo un'autoscuola nel comune di Mogliano che segue delle procedure e dei procedimenti ACI per quanto concerne il conseguimento della patente, cioè nel senso che oltre al classico procedimento e alla classica esperienza per quanto concerne il conseguimento della patente, a corollario del corso noi facciamo degli esercizi in collaborazione con il comune di competenza che ci mette a disposizione degli spazi di guida sicura. Ma la panoramica dei pericoli alla guida si amplia anche alla luce di un nuovo mezzo che spopola tra i giovani, il monopattino elettrico, di cui la necessità, sottolinea il responsabile ACI, di una regolamentazione normativa che tenga conto di età e consapevolezza del conducente attraverso un esame sia teorico che pratico. Auspicherei un casco obbligatorio per quanto concerne i conducenti di questi mezzi e naturalmente auspicherei anche un patentino.
La provincia di Treviso riapre la sua sede per la presentazione di eventi sul territorio. L'occasione è la mostra su Noè Bordignon, artista castellano tra 8 e 900. Un'emozione forte perché è una mostra territoriale che coinvolge 13 enti locali, 13 comuni, da Castelfranco Veneto a San Zenone, Asolo, Cartigliano, insomma 2 province. Era emozionato oggi il presidente Marcon riaprendo la sala consigliare del Sant'Artemio alle iniziative territoriali, come l'esposizione dei dipinti di Noè Bordignon programmata dal 18 settembre al 16 gennaio. Emozionato anche come sindaco della città che ha visto nascere uno degli artisti trevigiani e veneti tra fine 800 e inizi 900 che ha lasciato il segno nei nostri territori. Tante le opere presenti sia in collezioni private che nei musei, ma anche in tante chiese tra la Marca e il Bassanese. Perché proprio Noè Bordignon e non, ad esempio, abbiamo sentito Kandinsky o altre iniziative, magari gli impressionisti che qui vanno sempre di moda? Perché Noè Bordignon è un personaggio nostro che ha valorizzato l'identità del territorio veneto, della provincia di Treviso, e quindi lo vedevamo come figura ideale di connessione dei vari comuni e del territorio stesso. Ecco allora, con le esposizioni previste a Castelfranco e San Zenone, dove Bordignon morì nel 1920, anche 3 itinerari turistici. Con i vari riconoscimenti che ci sono stati, prima con l'UNESCO per quanto riguarda la zona di Valdobbiadene, ma adesso che stiamo attendendo anche la promozione, diciamo così, per quanto riguarda la biosfera, il MAB UNESCO dei nostri territori, del territorio del Grappa, è bello proprio perché si riesce a ripartire anche grazie a questo, valorizzando davvero il nostro turismo. Un modo per raccontare arte e storia anche ai nostri giovani. Andremo ad interessare tutti gli istituti della Regione del Veneto, proponendo loro delle visite guidate, dei laboratori e anche una partecipazione quindi attiva alla mostra di Noè Bordignon. Una ripartenza per tutti, anche per chi sostiene queste iniziative. Manteniamo fermo questo legame col territorio, approfittando di una iniziativa di area vasta e di grandissima profondità. Io invito tutti coloro che potranno di andare a visitare questa mostra. Noè Bordignon sarà una scoperta per molti. Adesso le notizie dal Bellunese. Abbiamo aperto il nostro telegiornale di Treviso con la tragedia della 59enne di Spresiano morta in montagna a Tramonti di Sopra, e invece apriamo il notiziario, diciamo la pagina di Belluno delle notizie, con il ritrovamento miracolosamente vivo, anche se in ipotermia, di Giacomo Sacchetti, il 43enne della Val di Zoldo, che scomparso in una cascata si è rifugiato in una grotta, rimanendo per un giorno in un anfratto a fianco della colonna d'acqua. In un primo momento era stato dato per morto dai soccorritori, in queste ore invece si è salvato, restando per un giorno all'interno della grotta parzialmente allagata, in cui l'aveva spinto l'enorme pressione della colonna d'acqua. Il torrentista è stato recuperato nel primo pomeriggio dal soccorso alpino dai vigili del fuoco e portato in ospedale. I soccorritori sono riusciti a passargli una corda con la quale l'uomo si è assicurato a un imbrago e lo hanno trascinato oltre il flusso della cascata fuori dalla corrente della vasca. È stato infine recuperato con un verricello dall'elicottero del suo indipievedicatore. Era partito da casa ieri mattina per scendere lungo il Maè per un'escursione in canoa e non era più rientrato. A lanciare l'allarme era stato un suo amico intorno alle 18. Quindi è finita bene questa ricerca del 43enne miracolosamente vivo. Invece il fronte delle ricerche di Federico Lugato, disperso 11 giorni fa in Val di Zoldo durante un'escursione, è un fronte che per ora si chiude. Sospese le ricerche, è stato deciso in un tavolo nel pomeriggio in prefettura. Non ci sono elementi per riuscire a rintracciarlo, ma pronti a riprenderle al momento stesso in cui possano emergere nuovi elementi di ricerca. Ricerche sospese. L'esito del vertice che si è svolto in prefettura a Belluno, che ha valutato lo stato dell'arte delle ricerche per ritrovare Federico Lugato, 39 anni, l'escursionista veneto residente a Milano, disperso dal 26 agosto in Val di Zoldo, nelle Dolomiti bellunesi. Ricerche giunte ad un punto fermo, senza avere elementi utili per poterlo rintracciare, da cui la decisione di sospendere. Si riprenderà qualora dovessero emergere segnali della sua presenza e per questo proseguirà il monitoraggio della zona al fine di captare tracce provenienti dal territorio. Il 12° giorno quindi segna il giro di boa anche per i volontari civili, in pausa per oggi, come aveva dichiarato la moglie Elena su Facebook, che nonostante il dolore non esaurisce la speranza.
abbiamo aperto un conto corrente che si chiama Troviamo Federico. A ieri la cifra che abbiamo raccolto è stata di 27.000 euro. Il conto corrente rimarrà aperto e serve a sostenere le spese che abbiamo avuto in questi giorni, noi volontari civili, e la cifra restante verrà devoluta al soccorso alpino. E nonostante la dilaniante attesa, ore concitate e difficili tra speranza e rassegnazione, Elena rivolge un appello affinché questa esperienza sia d'aiuto ad altri amanti della montagna. Non andate mai soli, dice, e usate accorgimenti specifici per evitare tragedie come quella che sta vivendo lei e la famiglia di Federico. Ad esempio si può attivare la geolocalizzazione di Google, si può tenere il cellulare acceso e collegato a un power bank, ci si può vestire di colori sgargianti in modo che in caso di soccorsi, magari con i droni, sia facile identificare, sia facile essere identificati. Una notizia importante sul fronte del lavoro per quanto riguarda l'ACC, perché il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde ha convocato il tavolo di crisi per ACC Wambao per venerdì prossimo 10 settembre. A confronto prenderanno parte, oltre al Ministero del Lavoro, anche la Regione Veneto, Invitalia, il sindaco di Borgo Valbelluna, il prefetto di Belluno, i commissari di ACC e poi ovviamente i sindacati. In ballo il futuro di circa 300 lavoratori. Quindi venerdì 10 settembre il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Una notizia attesa perché siamo davvero all'ultima spiaggia su quel fronte. Adesso in chiusura invece una notizia singolare, o meglio immagini singolari, perché parliamo a Mel del primo simposio regionale dedicato agli spaventapasseri. Per tutta la durata della vendemmia, in un vigneto soprastante Mel, sarà possibile ammirare 7 particolarissimi spaventapasseri, frutto del lavoro di altrettanti artisti che li hanno realizzati con materiali naturali, quali paglia, legno, fieno, ramaglie. 7 spaventapasseri o 7 opere d'arte? Beh, sicuramente, visto la caratura degli artisti, sono 7 opere d'arte. Peccato siano effimere, però come tutte le cose naturali dureranno finché il tempo lo permette. I creatori di queste opere, purtroppo destinati a vivere una sola stagione, sono Andrea Gaspari di Cortina, Sara Andric di Canale d'Agordo, Luca Lisotte di Santa Giustina, Marco Pancrazio di Asiago, Gianluca Denard di Sedico e Gianluigi Zeni della Trentina Mezzano, oltre a Beppino Lorenzette, che è anche il direttore artistico dell'iniziativa. Con quale possibilità di essere viste e fruite dal cittadino? Beh, sicuramente per tutto il tempo della vendemmia, quindi tutto settembre e primi di ottobre, resteranno esposte. Dopodiché si concluderà l'annata agraria e probabilmente anche gli spaventapasseri andranno in pensione. Il tutto in una annata difficile nel bellunese a causa del protrarsi della stagione invernale, di abbondanti precipitazioni e di una forte grandinata che ha colpito le aree dei vigneti di Fonzaso e Feltre, compromettendo circa un 20% della produzione, con punte anche superiori a Cesi Maggiore, dove il danno supera addirittura il 50%. Allora rivediamo in chiusura il sondaggio lanciato in edizione straordinaria, lo rivediamo ancora. Reddito di cittadinanza, per voi bisogna eliminarlo, 0422 162 6691 se per voi sì va eliminato, 0422 162 6690 se per voi no, non va eliminato. Allora come sempre l'esito si avrà all'interno della trasmissione Ring, perché questa sera, come abbiamo anche anticipato nei nostri servizi nei giorni scorsi, torna Ring, la politica alle corde, il talk show, l'approfondimento delle 21:15 del lunedì con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, ed è un appuntamento importante in un periodo importante, ormai la scuola alle porte, fra meno di un mese le elezioni amministrative con tanti comuni anche importanti coinvolti, poi c'è ovviamente la ripresa economica, la gestione della pandemia, e allora questa sera con Ferdinando Avarino ci saranno il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte della Lega, Nicola Talmi della CGIL, l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Marco Marin di Coraggio Italia e Stefano Pelloni del Partito Democratico, e poi ci sarà l'esito del sondaggio, quindi continuate a chiamare anche durante la trasmissione. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Nuovo graduale rinforzo dell'alta pressione, tempo buono e clima gradevole. È l'estate settembrina sul nostro territorio a regalarci giornate molto miti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 7 settembre evidenzia una situazione tranquilla ed in effetti sarà ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, massime in lieve aumento tra 25 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo poche novità, stessa situazione anche qui con tanto sole su tutti i settori, cielo terso e limpido. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà anche qui soleggiato come vediamo su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.